intanto Ignazio Bovo, Alessio Fabbri e Giorgia Mancin prima della gara femminile. Sei arrivata, vai. Calma. 10 ce l'hai, magari 3 chilometri. È arrivata anche Claudia Sgarbanti, eccola qua. Brava. Allora Giulia, come va? Tutto bene? Ahia, come faccio che non lo so? Dopo chiederemo ai giudici, Allora, per chi vuol vedere le foto di Fondeno e di Occhiobello, sono sul sito della Atletica Ferrara e prossimamente anche sul sito Salcus, e magari qualcosa anche scattato oggi. Siamo a 8 minuti dalla partenza. Mancano ancora 6-7 minuti alla partenza della gara femminile, di tutte le categorie femminili e degli allievi. La gara partirà dalla sinistra, la mia sinistra, sul tratto erboso. Giornata ben diversa da quella della prima tappa. Quella dell'8 novembre, potete anche usufruire dell'auto se volete appoggiare qualcosa. Ciao. 5 minuti alla partenza. Vai, passa là, vai a prendere. Sono altri dietro? Una. Quando arriva? No, battuto. Ricordo che domenica prossima saranno effettuate le premiazioni individuali, non le premiazioni di società, a cui naturalmente servirà molto più tempo per la stesura delle classifiche. Ormai no, fa partire via. Sta arrivando. Il tatto nero. Gara femminile quest'oggi molto combattuta fra Marina Gorra, che naturalmente dovrebbe aver perduto una gara, e Chiara Damiani, che è in testa tra l'altro nella propria categoria, Senior D, e come sempre Maurizio Patracchini, che guarda la gara un po' da qualche metro di distanza, un pochino, che però tanto è di un'altra categoria. Allora vediamo già schierate Chiara Damiani, Marina Gorra e Claudia Petri, che sono le tre atlete forti, e poi abbiamo anche dietro naturalmente tutte le altre atlete che vanno anche loro parecchio forte, come Maurizio Patracchini, Sole Roccati, Stefania Bonzagni, e non vorrei dimenticare qualcuno, sono tutte forti. Aspetta che manco il gruppo. Non hai le scarpe. Il ricovero. Gruppo vacanze? Sì, ciao. Ascolta, sei molto triste oggi. Manca pochissimo. Fa piacere. Però una e l'altra cosa hai fatto? 3000 metri.
Giacomo Tognolli, Andreose, secondo, sta arrivando anche il terzo e poi Andrea Rendine in fondo, eccola là, c'è Marina Gorra. Vieni. Bravo. Brava. Allora, gara femminile, prima Marina Gorra, e poi Chiara Damiani, e poi Claudia Petri, Maurizio Patracchini, e in fondo Sonia Roccati. La gara è stata vinta da Giacomo Tognolli davanti a Filippo Andreose. Basta con questi falli fuori gioco. Dopo dai la colpa a noi, tanto noi non ci siamo. È arrivata anche Stefania Bonzagni per la gara femminile, oggi chiama Leonina, c'è Stefania, arriva anche Mauro Buzzoni, ed ecco anche Valentina Maisto, e poi Giorgia Minzoni, se non vado errato. È lei? Sì. Grazie. Sta arrivando anche Sabina Checchi. E intanto stanno scaldando i motori, mettendo le prossime partire, tutte le categorie senior e veterani maschili, arriva anche Laura Ragazzi dell'atletica destra. Arriva anche Sara Scaravini e dietro abbiamo Dana Piccola, tiene Don Giovanni Allievo. Tocchi si rivede